Buongiorno a tutti e ben ritrovati e ritrovate in un nuovo episodio di A Come Puntini Puntini. L'ospite di oggi è Isabella Soi. Isabella, dopo il diploma ed una carriera militare come volontaria in ferma breve, ha lavorato in diversi settori dell'abbigliamento e anche come guardia giurata armata nel reparto di neuropsichiatria infantile del microcitemico di Cagliari. A tutt'oggi è impiegata nell'ufficio ticket dell'ospedale Abruzzo, sempre di Cagliari. Quindi buon ascolto, buona visione e sigla! A Come Puntini Puntini, un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Ciao, buonasera. Buonasera, ciao, tutto di corsa. Tutto di corsa, guarda. Mamma mia. Praticamente è sempre così. Tutti i giorni? Tutti i giorni, no dai, Ci sono giorni un 5 po' giorni su 7. Ah, non sono tutti, però. Di Sì. lavoro sì, però. Sì, assolutamente, sì. Grazie e benvenuta. Grazie a te dell'invito, ero un po' scettica. Davvero? Forse sì, beh, Dimmi sì. tutto, sono curioso. Beh, inizialmente Dunque vado da qua. sono arrivati talmente tanti messaggi Vero? che il tuo, come ti ho detto, pensavo fosse È una finito. catena di Sant'Antonio a cui ovviamente non do seguito. Quando poi mi hai scritto, ma l'ha visto lei il link? Ho detto no, lo guardo. Ed è un format che esiste in America da sempre, è carinissima come Ma cosa. niente di nuovo. No, però vabbè, forse in Sardegna Boh, sì, è forse nuovo, sì, beh, qui di sicuro non l'ha fatto ancora nessuno, ma per esempio c'è stato anche in Inghilterra con i Max cantanti. Pezzali l'ha fatto? Eh? Anche Max Pezzali l'ha fatto. Davvero? Sì, No, non l'ho visto quello. Sì. Prego. No, l'ho visto. Allora, innanzitutto il discorso della macchina è anche più vecchio ancora, quando c'era Roma-Milano. Ti ricordi? No. Non l'hai conosciuto? No. Vabbè, non spoileriamo età e non chiedo nulla. Casomai. Io sono un po' antico. C'era un programma televisivo su Rai 3, si chiamava Roma-Milano, e entravano dentro la macchina due personaggi famosi che potevano essere due cantanti, un Oltre cantante. all'autista? No, autista Ah, ok, erano ok. un cantante e un attore, oppure un attore e uno scrittore, due personaggi abbastanza famosi, e facevano Roma-Milano in autostrada. Ok? Ma allora non c'erano ancora i cellulari, si usavano telecamere montate nel Ma cruscotto. dovevano avere anche discorsi, Roma-Milano. Ma guarda, sì, molti. No, ma poi era tutto montato. Allora, la differenza è questa, per esempio, io non faccio montaggio, faccio rec stop. Ok. Quindi siamo un'ora insieme e quello che viene, ovviamente sappi che non dire cose che non vuoi che si sappiano, che non siano opportune, perché poi vabbè, se succede qualcosa, qualche taglietto lo faccio, vabbè, certo. normale. Ok. E poi niente, poi è successo che queste cose le ho fatte molti anni fa con un camper, ho fatto una trasmissione televisiva. Ma veramente? Sì, io sono vecchio, molto vecchio. No, al di là del fatto che possa essere vecchia anagraficamente, è che è un'esperienza Qualcosina, televisione? sì, Ok. qualcosina sì. E poi niente, poi mi è venuto in mente, l'ho fatto nel 2011-12, mi sono messo il cellulare, non era certo la tecnologia attuale, e mi sono messo un cellulare e vomitavo, no, non vomitavo, facevo discorsi, non so, mi capitava di vedere una gelateria chiusa d'estate e quindi mi veniva voglia di... Un po' come quello che fai tu, che è un po' diverso. È più goliardico quello che È faccio molto io, più goliardico. È ironico e autoironico, Molto. soprattutto perché se non sei vittima Di te stesso? No, se tu non sei autoironico sei vittima di Ok. pregiudizi, insomma classismo, e quindi faccio molta autoironia. Come è iniziato queste cose? Allora, a me è sempre piaciuto fare l'idiota, ok? Perché effettivamente fa parte del mio carattere, anche se rimaneva un po' più in sordina rispetto adesso, poi perché comunque i social era vincolato a Facebook. Aspetta, perché io faccio un po' parto anche dalle origini, ovvero quando sei nata, un po' argomenti. Le Sì, mie mi origini piace. sono meravigliose. Dimmi. Nasco in un paesino della Tregenta, Quale? Siurbus Donigala. Wow! Ok, un bellissimo paese a cui sono molto legata, dove tutti i fine settimana
Tu ci vai? perché ho i miei affetti, li ho i miei genitori, mio fratello, mia sorella, le mie cugine, i miei zii, insomma ho tutti lì. Sono stata l'unica pecora nera C'è che è scemo. immigrata. Perdonami, vedi che faccio degli errori. Ho dimenticato il microfono. Il microfono! Allora, giralo dall'altra parte. Brava, così. Quindi siamo come il Perfetto. farmacista, che ho visto anche l'intervista del farmacista. Bellina. E niente, quindi ogni fine settimana torno a ossigenarmi di quelle che sono le vecchie tradizioni, le vecchie culture, quelle che un po' ho abbandonato durante la settimana perché tra il Ma sei paese e legata la al città- paese o alle persone? alle persone. No, non è neanche un 50 e un 50, è un 100 totale, perché sono Persone. molto attaccata sia al paese, alle sue tradizioni, alla sua popolarità, alla sua cultura, che agli affetti che comunque... Tant'è vero che ho comprato casa vicino a casa dei miei nonni dove sono Dai, cresciuta, sì, assolutamente brava. sì. Brava. Per cui nasco tanti anni non fa, niente, non c'è 42 anni fa, non è Dai, vabbè. una cosa che mi mette in soggezione assolutamente, anche se le rughe lo dico. E niente, poi sono andata via 22-23 anni Io perché ti ho mi sono presentata, arruolata. esatto, ti ho Ah, presentata. ok, benissimo, Ho quindi detto siamo a che- metà strada. Esatto, ho detto che ti sei arruolata in ferma breve volontaria. Sì. Poi che sei andato, cioè che hai fatto dei lavori nel settore dell'abbigliamento? I più disparati I più disparati. lavori, poi io sono arrivata a fare la commessa anche in un negozio di profumi e articoli per la casa. Ok. Poi che sei stata guardia giurata armata in neuropsichiatria infantile. Il lavoro che mi ha dato tantissimo, Davvero? tantissimo. Ho fatto un anno in neuropsichiatria infantile, come hai detto tu, al microcitemico, e lì ho imparato un anno. Come mai Perché poi hai perché per una coincidenza io ho due ragazzini, due bambini, due figli piccoli, erano piccoli, e quindi turnista, mamma da sola, ero mamma da sola, turnista li vedevo veramente molto poco. Poco. Per cui un giorno sono andata a prenotare una visita all'ufficio ticket del Businco e ho detto al mio collega quanto mi piacerebbe lavorare a contatto col pubblico così. Così. E la ragazza mi ha detto ma perché non mandi il curriculum alla nostra cooperativa? Mi si è aperto questo portone e sono entrata con i pattini. Davvero? E spero di chiudere il portone e non uscire più perché è un lavoro bellissimo. Ma questo è l'attuale? L'attuale. No, ma dico quello che La neuropsichiatria è un lavoro, la guardia giurata è un lavoro nato per esigenza durante il Covid. Durante il Covid c'è stato guardia giurata armata sì, lì. Perché? Sono nata guardia giurata armata a Villa Devoto. Ah, ma per problemi di visite, No, familiari? sono nata guardia giurata a Villa Devoto, poi per una scelta azzardata ho mollato perché volevo sempre fare un lavoro dal lunedì al venerdì. In questa azienda è durato un anno, poi non mi sono trovata bene e allora ho chiamato una conoscenza e gli ho detto ascolta aiutami a rientrare guardia giurata, e sono rientrata guardia giurata e ce l'ho finita in neuropsichiatria infantile. Ok. Quindi è stato un concatenamento di situazioni, mettiamola così. Cioè, quella perché è stata l'esperienza più bella della tua vita? Perché vieni a contatto, ti relazioni con persone che ti mettono davanti a delle cose che non conoscevi. Io non conoscevo la disforia di genere, questi ragazzi che non si riconoscono, disforia sono di un pochettino genere. sordo. Non importa, Perdono. la disforia di genere. Disforia. Sono questi ragazzi che non si riconoscono nel corpo in cui sono nati, quindi vorrebbero essere sono uomini, vogliono tutt'altro. essere donne, Sì, assolutamente. viceversa. Sono ragazzini che hanno la consapevolezza di quello che vogliono molti, quindi sono determinati a non voler essere quello Ne ho che contezza. sono. Ok, lo so. E queste anime che Conosco sono spesso... qualcuno, non ti ricordo. Ok. Sono un po' persi. E danno veramente tanto. Io ho ricevuto tantissimo. Perché tu comunque eri lì, Ero lì facevi con il tuo loro. lavoro, ma Ero lì con loro e ho chiacchieravi instaurato, tanto, ho instaurato dei rapporti meravigliosi con alcune pazientine, alcuni pazienti ancora mi sento. Davvero? Nonostante manchi più di 2 anni ancora mi sento, ci vediamo, quando li vedo mi esplode il cuore, nonostante fosse una condizione molto difficile, un reparto molto difficile. Complicato. E c'è chi mi ha proprio strappato il cuore. Senti, e poi questo dura un anno e basta? L'ho fatto durare un anno e basta perché, come ti ho detto, poi si è aperto questo scusami, portone esatto, e mi sono lanciata a pie pari. E ora sei?
impiegata all'ufficio ticket del Brozzo. Giusto, è vero, ma lo sapevo. E anche in sala prelievi su, sì. No, sì. ma infatti io ho fatto apposta di contattarti perché così c'è una persona a cui Ecco, vedi se ti servono. Sono un opportunista di... No, guarda, saresti proprio componente di una lista lunghissima. Vero, sì, tutti che ma ti non chiamano per quello. Figurati, e poi come si sdebitano con i dolci. No, non Con la va bene. saffata, no, non va bene. Non va bene. Cioccolati, cosa vuoi? No, niente. Soldi, Lo no. faccio, guarda, per piacere, veramente, perché so che comunque la sanità non è che stia andando a gonfie Ma vele. per niente. Noi ne siamo alla dimostrazione che anche noi stanno continuando a tagliare, però è vero anche che se si ha un punto d'appoggio No, lo so, guarda. uno lo È deve brutto utilizzare. dirlo, ma ti costringono a cercarlo. Lo devi utilizzare. Io sarei la prima a farlo se ne avessi avuto bisogno. Certo. Normale, normale. Sì. Ma viene proprio spontaneo, visita fra 1 anno e mezzo, cosa fai? Ti ammazzi? No. No. Cerchi, telefoni, chiami qualcuno. Sì. Vabbè, è un lavoro purtroppo di chi hai detto sicuro? Sì. Cioè sei dipendente. Sono in cooperativa, faccio parte di una cooperativa. Ah, è un In appalto. appalto, quindi sì, Ok, se si ok. dovesse cambiare la cooperativa comunque ci sarebbe l'assorbimento del personale, insomma. Perfetto. E sei contenta? Ma se anche non dovesse succedere, io non sono una che vede il bicchiere mai mezzo vuoto, Brava. troverei comunque qualcosa Che da bello. fare. Sì, no. Allora torniamo un attimo indietro. Quindi nasci a Siurgus Donigara. 40 anni fa mi hai detto 42. 42, vabbè, più o meno, quindi siamo negli anni 80, no? Sì, 84. 84, Sì. wow! Abbiamo proprio 20 anni di differenza, poca roba, Sì. ci sta. Sì. Allora, nell'84 cosa fai? Liceo? No? Noi avevamo poca scelta, o era Isili al liceo, era Senorbi all'Einaudi, quindi io mi sono iscritta all'Einaudi, ho fatto il geometra, quindi Il ho geometra. il diploma di geometra, ma non ho mai praticato perché odiavo profondamente Davvero? quell'indirizzo. Sì, Vabbè, l'abbiamo l'hai fatto fatto perché per era ripiego, giusto per- prendere un diploma. Ok, e poi? E poi dopo il diploma praticamente sono stata a casa e a 22 anni ho avuto la chiamata da parte dell'esercito e mi sono arruolata. Come hai avuto la chiamata? Nel senso che mi è venuto il lume, ho detto non sia mai che magari sia l'esperienza giusta per me. Ma cioè ti sei candidata tu? Certo, mi sono arruolata io volontaria. Ah, sì, volontaria, la chiamata nel senso che hai fatto una assolutamente sì. domanda e ti è arrivata. Esercito? Esercito e ho fatto 4 mesi ad Ascoli perché era l'unica scuola femminile e poi sono stata dirottata a Calamosca al centro insomma, dove arruolavano tutti i militari volontari. Hai fatto un anno. 2 anni. 2 anni. 2 anni meravigliosi. Anche quelli. Addio. Guarda, veramente di tutta la mole di lavori che ho fatto, perché ne ho fatto tantissimi, ne ho cambiato, infatti mi perculano per questo, ma non importa perché vado sempre a stare meglio secondo il mio punto Brava, di vista. brava. Uno solo sono stata veramente male, perché anche a fare le pulizie io sto bene, quindi Brava. è solo una condizione che mi ha Quale? veramente destabilizzato quando ero responsabile in un'azienda multiservizi e ero proprio io che non riuscivo a relazionarmi, ma non perché ci fosse qualcosa dall'altra parte, per l'amor di Dio, non voglio dire qualcosa che potrebbe essere... No, non dire nomi, niente. No, ma Tutta nel modo noi. più assoluto, lo sanno tutti. Ah, ok. No. Non stavi bene tu? No, non ci stavo stavi bene io, tu, non ok. stavo bene io, avevo troppa responsabilità e probabilmente non sono fatta per questo ruolo, infatti poi dopo un Troppa anno... responsabilità? Sì, ero responsabile del personale. Addirittura? Perché non eri data al ruolo? Quale motivo? Perché il settore in cui lavoravo Mhm. è un settore particolare, per cui ricevevo anche 200-300 chiamate al giorno, ma anche per Ok. cose più futili. Io non Ok. riuscivo a reggere Ok. e non ho retto, poi mi sono proprio ammalata. No, ti sei ammalata Sì, proprio? sì, proprio mi sono ammalata, avevo proprio capito il vero senso della parola esaurimento, avevo esaurito pazienza, avevo esaurito tutto, anche la memoria del telefono avevo esaurito completamente e quindi ho detto no, Quanto è basta. durata questa esperienza? Un anno. Mica è poco. No, un anno. No, ti capisco. Tu a microfoni spenti, se vuoi ti racconto 2 o 3 cose. No, ma guarda, non mi sento sola perché comunque No, sono una c'è chiacchierona io, anche Sì, con gli sì, anziani sì. chiacchiero molto e mi rendo conto che ci sono tante situazioni comuni. Però, allora, vabbè, questa è l'esperienza più negativa, tutte le altre tutte belle, positive. Bellissime. E tuttora. Quindi questo tuo fare i reel, che io ti ho conosciuto così, ho visto un paio di reel,
mi sei risultata subito simpatico, ovviamente se non ti avrei mai chiamato, ma va. Cioè, soprattutto brava, perché allora, a prescindere dal genere, che può piacere o non piacere, cioè l'ironia o questo modo di fare secondo me è una forma d'arte la tua, e tu la fai proprio bene, cioè hai i tempi giusti. Quello che mi dicono tutti. Io invece non ne capisco una mazza fionda, non ho mai fatto teatro, corsi di teatro. È tutto naturale. È tutta idiozia mia del mio ma questo fatto che la chiami idiozia è meraviglioso. Sì, perché potrei passare per presuntuosa se dicessi, e invece è proprio raccontare i fatti quotidiani, che poi sono quelli, la storia del pellet piuttosto che la storia del Capodanno, sono scene che succedono la storia realmente. di oggi, quella di oggi sui figli. Sì. Dove devo firmare? Perché io sono figlio, padre, quindi ecco. Posso dirti hai ragione. Hai ragione, siamo dei cessi, cioè siamo il terzo figlio in più. Qualcuno si salva. Davvero? Dai, qualcuno si salva. No, però quella è un po' tagliata perché hai spezzettato. Ma ti dico anche il perché. Sto molto attenta a ciò che dico. Perché non voglio che magari possa essere lesa la sensibilità di qualcuno, come per la 104 su cui io ironizzo molto. Hai riso molto? Io ironizzo molto perché cerco anche di sdrammatizzare anche la malattia più grave, ok? Cerco sempre di non disminuirla, attenzione, sdrammatizzarla. Hai ragione. E quindi sto molto attenta a cosa dire, oppure sulla sessualità, perché sai, non puoi dire nulla. Ma io presento buongiorno a tutti, ben ritrovati e ritrovate, parità di genere. Sì. Ormai è tutto così. Sì. Devi fare proprio, mamma mia. Adesso si è gender fluid, si è, non me lo ricordo come quell'altro, anche un mio figlio mi ha detto no mamma, io ho un'accompagnata che non vuole essere chiamata. In che senso? E non vuole che all'appello si chiami per nome e cognome. Non ho capito però come la devi chiamare? Compagna. Fluida. Ma vai, basta. È giusto comunque rispettare il loro valore, anche se magari a 12-13 anni non si sa ancora cosa siamo. Aspetta, è giusto rispettare tutto. E ti voglio dire una cosa, perché mi è venuto in mente quando tu ci siamo andati da lei, no? All'inizio. E ti ho detto, no, voglio parlare di questo aspetto, perché hai lavorato in un negozio di abbigliamento. Sì. Io sarò un vecchio bacucco attaccato al classico, non me ne frega nulla, però quando è che è successo che è stato sdoganato, cioè il tu al posto del lei? Io non mi sono accorto quando entro in un negozio, ciao. Io perché devi dire ciao? Okay. Me lo spieghi, tu che hai lavorato lì dentro? Io non ho niente in contrario di dire subito dammi del tu, non c'è nessun problema, ma è un fatto proprio di poco rispetto, che fa parte del nostro retaggio culturale, ecco, antico. Ok, infatti è come si percepisce. Il saluto tu è il come lo percepisci tu, che tu non lo percepisci mai come l'altro te lo sta dicendo. È psicologia inversa questa, perché magari perché magari chi è di fronte a te ti sta dando del tu, ma non lo sta facendo per mancarti di rispetto per il tuo retaggio con il quale sei arrivata ad oggi. Ho capito, però aspetta, però non è una questione minima. No, io sono d'accordo con te, io stavo guardando l'altra faccia della medaglia. Ho capito, però da un punto di vista professionale, 4 regole stupide, dalle a chi lavora con te. Quindi, ragazzi, se vedete una persona dai 30-40 in su, trattati di lei, poi sarà lui a dirvi no, dammi del tu. Se sono dei ragazzi, pari età, puoi dargli del tu. Ma non è che ormai non si deve dare più... No, perché non lei, semplicemente mi dica che non è dare del lei, ma dai del lei. Sì. Dimmi cosa vuoi. Cavolo, dai, non è possibile. Io infatti batto molto su quello sui miei figli, il rispetto. Brava. Il rispetto prima di tutto. Fondamentale. A casa mi puoi anche dire ma smettila, non mi rompere, ma non ti permetti perché lo sai. Ma fuori tu devi devi dare del lei, devi rispettare comunque chi è più grande di te, anche di un anno. È più grande di te. Esatto. Vabbè, chiuso l'argomento. Quindi ironizzi molto anche su argomenti importanti, ma lo fai sempre cercando di non avere una situazione brava, giusto? E come inizi a fare i video? Cioè da zero fai video? O hai fatto prima delle esperienze? Allora, durante il Covid, eccola lì. Ok, c'erano questi sketch dove si doppiavano il ballo della scopa, c'era quando la scopa doveva rimanere in piedi. E allora, sì, è vero, ecco, capito? Ma ancora prima. Ma tu durante il Covid dove eri?
io ero a Quartu e i miei figli erano a Siurgus perché c'era la DAD. Sono rimasti 3 mesi con i miei genitori e mia sorella, mi li hanno cresciuti, mantenuti, sfamati, lavati, puliti. Perché 3 mesi dentro casa da soli, che cosa facevano? Io lavoravo, facevo anche le 12 ore. Ecco, nel senso dove eri? Io lavoravo. In quel periodo eri? A Villa Devoto. Guardia giurata? Oh, giusto, me l'hai detto prima, perdono. E quindi loro per non stare a casa da soli le mandano. Brava, ok. E quindi erano in FAD o DAD? DAD, sì. Didattica a distanza. FAD, formazione a distanza, DAD, didattica. Vabbè, ci sta comunque, ci sta, è okay. una formazione. E quindi loro erano lì con i tuoi Sì, con i miei genitori e mia genitori. sorella, me li hanno tenuti 3 mesi Beh, dentro, ma poi sotto una campana sono di stati vento. bravi loro. Sono stati bravi anche perché No, i bene, miei genitori, scusami. benissimo, anche perché nel paese comunque la stragrande maggioranza degli abitanti o sono agricoltori o sono allevatori, quindi avevamo la scusa di andare in campagna. Ma bello! Loro erano che felicissimi, bello! felicissimi. Mangiavano bene, stavano bene, aria pura. Sì. Ma che vuoi di più? No, è stata una scelta Pochissime. assolutamente. E quindi dicevi tu, e guarda, quindi ho cominciato a fare questi video idioti e poi non ho sta più parola copiato- idiota, alla fine ti questi devo video chiedere. i video ironici. Non ho più seguito poi quelli che erano i meme o piuttosto che magari quelli che passava il social, ho cominciato a sfornare roba quotidiana. Il primo video, se non erro, è quello di quando tu vai al supermercato e la cassiera passa talmente tanto veloce la roba da mangiare che te la lancia e tu sei lì affastellato che devi Stai riempire zitta, sulla busta. prendi alla Lidl che non avevano E mai... Cioè, come dove devo metterla? Era proprio Maledetti, ai cassieri gli avevo detto, ma scusi, come facciamo? Mi dispiace, ma l'architettura dei mobili è studiata apposta per farvi sgamare in fretta. In tutti gli altri Lidl però ci hanno pensato, l'hanno fatta, che sono gli anziani, mischini, Esatto, ma come fai? E quindi ho cominciato a raccontare, ma l'esploit vero e proprio è successo quest'anno, il 30 di dicembre, quando sono andata al Conad. Il famoso video degli scaffali vuoti della non gente. l'ho visto, devo guardare, me lo vado a guardare. Ma scusami, perché è solo un anno che fai queste cose? No, dal Covid. Cioè tu dal Covid... Ma aspetta, non assidua però. Una volta a settimana? Una volta anche ogni mese, 3 mesi, 4 mesi, non ero ok, assidua. ogni tanto, ok. Sì, non l'avevo preso così. E poi Infatti succede... su Instagram avevo forse 600-700 follower, che io Cosetta. neanche ci bado a queste cose, ci badavo. Ora ci badi? Ora ci bado perché? Perché mi sono resa conto che comunque c'è anche la differenza tra i social, TikTok, Instagram, Facebook. Sì. Instagram è più vivo, Certo. è meno competitivo, Mhm. è anche meno è meno pieno rispetto a Facebook di giudizi. No, Facebook è una latrina diventata. Facebook è veramente è un pozzo di là qualunque, mettiamola così. Sì. E adesso quindi ci bado, e grazie a Instagram effettivamente. Tu hai iniziato con Facebook Sì. e poi sei migrata su... cioè hai Ce duplicato... l'avevo, ma non è No, che lo ma perché tanto sono lo stesso utilizzassi profilo, mai. c'ha 2 cose, Sì. quindi andava bene. E quindi... E quindi Cos'è il Conad? Cos'è successo? allora al Conad il 31, il 30, adesso forse il 30 c'era di dicembre, la gente è impazzita al Ma stai Conad di scherzando? Via Jenner, la gente è impazzita per questa spesa dell'ultimo dell'anno, No, gli scaffali vabbè. vuoti, deserti, tu non trovavi 2 Ma pacchi di pasta che veramente? ce n'era solo uno, no guarda, è impressionante, i carrelli magari grisi, ma quale crisi? Vabbè, che Ma la quale gente non crisi? si... Cioè l'unica cosa a cui non rinuncia è mangiare. Ma capito, ma mangi tutto l'anno, si Ma sono figura. cravati al prosciutto che c'era in offerta al Conad. C'ero prima io, non si ha da prendere il numero. No, guarda, scene veramente apocalittiche. E quindi ho fatto questo, ho raccontato questa in dialetto, l'ho raccontata. In dialetto? In dialetto. Praticamente tutto in dialetto. Io adoro parlare il dialetto. Ti tagli una grossa... Dovresti mettere i sottotitoli. Quindi ti tagli una fetta enorme di persone che magari puoi beccare... Infatti mi hanno L'hanno criticata detto? perché No, criticata no. criticata, una critica costruttiva anche perché magari quelli del nord non hanno capito una mazzafionda del mio Metti i campidanese. sottotitoli, dai. Ma perché me li traduce? Te li traduci tu. Su Drabar. Certo, a lavorare poco.
ne fai uno al mese tradotto. Ok. Mica sono tutti in dialetto. No, quelli no, che no, fai. infatti hai fatto l'unico in dialetto. Vedi, l'unico. Mi esce qualche parola così, No, lo parli benissimo. A casa mia Parli- parliamo molto il sardo, Lo parli moltissimo, benissimo. sì. Cioè, poi è quel tipo di... Siamo sul campino... No, in 300, mi hai detto 300. giusto. Alta 300, ma è 300. Siamo lì più o meno, cioè più o meno, alta 300. Però Mia mamma siamo era di arrivati Villa a Sole, quindi per me il Campidano è proprio... Bidezorrisi. Bidezorisi, Povida. Bidezorisi. Così, mamma Sì, mia. anche noi. Infatti quando No, sento... un po' meno voi, un po' meno. Non sei così... No, non è così calcato. E quindi fai mi tutto- ha aiutato infatti anche a non avere l'accento marcato italiano, sardo, proprio la verità, come magari... Quando vuoi ce l'hai, ma quando Quando no, voglio stai ce- parlando bene, Sì. senza cadenza. Perché a Siurgus, o comunque io parlo di Siurgus, su Elis e Norbi, non abbiamo la cadenza Marcata. sarda, marcata, sì, assolutamente sì. E quindi ho fatto questo video che ha creato lo scalpore, Dio mio, quando vado anche poi in Viagenere, i commessi, riconoscono i adesso. commessi, mia No. figlia non vuole uscire più con me, i commessi, tu sei quella ragazza, al microfono Ludmilla, perché poi ho fatto... Ah, questa Ludmilla come viene fuori? Te la metti così o te l'hanno dato? No. Ludmilla viene fuori dal video, sono andata a fare la spesa in una zona che è diventata bella a Cagliari, ok? Prima non Era brutta. non era così valorizzata. Ok? E c'è un supermercato dove io compro, in una catena dove io compro, e c'erano due signori nella panchina. Quando sono entrata erano seduti lì che bevevano e non avevano l'acqua levissima. Se vuoi acqua te l'ho portata. Grazie. È tipo studio televisivo, ci vuole anche l'acqua. Maria, le caramelline. No, quelle no, Ce tu li ha. pensando al caffè e cioccolatini la prossima No, volta. grazie. Cerchiamo di arrivare Sani e salvi. sani e salvi all'estate soprattutto. Brava. E quindi questi due signori, io avevo i capelli come identica adesso, i colori sono questi, vestita con la divisa, non sono andata neanche a dire... Volevo chiederti, perdonami un piccolo break, quando ti vedo sempre con un gilet, quella è la divisa da lavoro? sì, però non vedi mai lo stemma. No, perché... no, Allora però nascondo se tutti i vestite modi. in quel modo lì, questa è la divisa. ho È la pensato. divisa della mia cooperativa, sì. Ok, pace. Quindi ti vedono quei signori? Mi vedono questi signori e io entro col carrello ed entrano appresso a me. Ho capito che non erano proprio sobri, ok? Io ho fatto la mia spesa, loro hanno fatto la loro, che non erano le patatine Pringles piuttosto che i succhi di frutta, quindi ho rafforzato la mia tesi. Ok. Arrivo alla cassa e loro volevano fare gli splendidi, siccome io non avevo parlato nulla né al telefono, che mi capita spesso mandare messaggi, quindi hanno pensato che io fossi straniera. Ah, giusto. E in cassa hanno esordito da busy, questa è questa classica straniera che viene da sentire pure, sta traballando, su. Ma giura. Io sono stata zitta. Giura. Poi al Convinti microfono che- smetti, ti dico dove, ho fatto la spesa. Quindi convinti che non avresti capito Convinti, nulla? ma è ovvio. No, vabbè. Quando io poi ho imbustato, ho pagato, il commesso è stato zitto perché mi ha detto quanto facevo, ho messo il banco, ma quindi non gli ho detto neanche dammi il niente. Ciao. Moi di me sono scherzi, Gedo. Io sono uscita col carrello, loro appresso a me, ok? Io ho accelerato il passo, mi sono girata e vedevo che venivano verso di me. E allora ho fatto uscire il mio rumeno, la mia Ucraino, lingua ucraina, che gli ho detto Ghida Costa sa di Bigu, sa con cammusto, se ti dico, se ci vede a cocerino. Coita, currica, questo è più saldato d'ore. E nasce, No, cioè, Ludmilla poi esordisce con a Ludmilla non la puoi fregare, No, va? E allora da l'ho lì al bar vista. del Brozzo mi chiamano No, mi hai Ludmilla. fregato quando mi hai detto che era fatta al Conad, ho immaginato che fossero riprese fatte lì. No, mi ricordo questo racconto. Sono adesso no. tutte scene che vivo io in prima persona poi, Sì, sì. Cioè, non racconto nulla di... Dobbiamo far passare No, l'ambulanza. ci mancherebbe altro, ok? Non racconto nulla di inventato, sono tutte... Sono tutte fatti reali. Sì, Mamma sì, mia. assolutamente. Infatti molti mi dicono, ma dove vai a fare la spesa? No, ma dove vabbè. vivi? Ma chi incontri? No, chi ti capita? E quella del ciclista era vera. Ah, ovvio. Mamma mia. Ma guarda che tu incontri delle Di persone che tutto. veramente ti fanno sorridere. Sì. Adesso, il giorno che preparerò il pezzo del Coop Ticket, io penso che Quello è tutti si meraviglioso. immedesimeranno in quel... Poi è vero, poi dal punto di vista proprio professionale, te ne devono capitare di tutti i colori. Cioè ogni giorno ce n'è una per forza, perché Sì. immagino
immagino ci sarà una popolazione varia e variegata, che avrai un sacco di esperienze pazzesche. Assolutamente. Ma te le scrivi, te le appunti? Sì, me le appunto perché le dimentico. No, le dimentico, quindi Però magari mi scrivo le parole chiave e allora... Ok, ma quando quando registri, vai a braccio proprio, ti ricordi? Sì. Cavolo, brava. No, non leggo il copione perché... Ma dico, hai un ritmo talmente veloce che è facile sbagliare, dimenticarsi una parola, impappinarsi. No. Se tu vai a vedere sotto i miei video, c'è uno che mi scrive sempre Gigistiona Spago. È sempre lui, mi commenta fisso. E poi te li guarda tutti, lasciamo perdere. No, vabbè. E quindi da quel video c'è stato un boom. L'hanno condiviso molto. Mamma mia, quello, il pellet, che la gente sia azzuffata. Il pellet c'è il pellet dove? La Tecnomat? Ardis. All'Ardis la gente si è azzuffata per il pellet. E lei, scusate, compratevi un buon l'asinello, si è riscaldato Gesù, perché non potremmo farlo noi? Davvero? Oddio, davvero? Veramente scene... E questo raccontare così in modo molto naturale, con a tratti anche in dialetto, è piaciuto, e allora ho detto vabbè, visto che piace, perché non continuiamo a raccontare quello che succede in modo così era la prima volta che raccontavi un episodio di cronaca vera? Sì. Ah, e gli altri cos'erano? Gli altri erano sketch che parlavano magari dell'ansia, si confrontavano le due personalità, piuttosto che la cassiera della Lidl, dove io che lanciava le cose. Quindi hai incominciato a fare pezzi più legati a episodi alla quotidianità, reali. Sì, assolutamente sì. E mi piace, devo essere sincera. Mi piace anche la domanda che ti avevo fatto, perché lo fai? Mi piace. Ti piace, ma l'importante è io vorrei fare, mi piacerebbe un giorno poter arrivare ad avere anche 10 persone a cui... Ma tu sei già pronta per fare stand-up comedy? Io penso che ci voglia una bella formazione. Sì, no, sei pronta per provare a fare, hai detto bene, con 10 persone, fare una situazione sperimentale. È ovvio che se fai un po' di formazione mirata... Boom. Adesso te la faccio io la domanda, dove la fai in Sardegna? Un sacco di posti ci sono. Perché io ho provato a cercare che facciano teatro comico. No, attenta, aspetta. Secondo me tu devi fare le basi di teatro, anche drammatico. Poi la comicità, viene fuori dopo. A parte che fanno anche comicità nel teatro drammatico. Allora, il teatro di arte drammatica è la base. Poi dentro ci sono i filoni. Fai anche la comicità, fai anche la realtà, io adesso sto dicendo cose che ho sentito, che conosco, ma non ho fatto mai l'accademia. C'è l'Accademia a Cagliari che fa proprio teatro, che prepara attori. Però ti voglio far parlare. Artisti fuori posto? Quello non lo so. Di Piero Mureno. Allora, vedi, ce ne sono dei posti. Però non ho mai pensato di chiedere se ci fosse anche, per ignoranza mia, se ci fosse anche una preparazione al comico. Invece tu mi dici, vedi... Allora, aspetta un attimo, però tu l'attitudine comica ce l'hai già, perché la stai già facendo, a prescindere dal fatto che non sei stata mai formata in tal senso. È ovvio che quando quando vuoi andare un po' più oltre, devi migliorarti dal punto di vista della dialettica, quindi devi fare dizione, capito? Devi fare, forse sto sparando, dovresti fare anche postura, anche gestualità, imparare tutta una serie di tecniche per migliorarti. Poi trovi la tua... prendi la... come si chiama? La Gambino, no, la Mannino. Sì. Ecco, io l'adoro. L'adoro. L'adori? Ecco, prendi la Mannino. L'ho doppiata, l'adoro. L'hai doppiata? Sì. Come l'hai doppiata? L'ho doppiata nel pezzo che ha fatto sul fatto che a casa sua sono tutte tettone, lei ha preso dallo zio. L'ho doppiata perché lei è fantastica. Io adoro Angelo Pintus. Angelo Pintus, ma per dire, loro sono originali, sono naturali, quindi non è che devi pensare che devi per forza andare a fare, cioè puoi migliorarti sicuramente, come ci si può migliorare in tutte le cose, però la base ce l'hai. Stai facendo delle cose che ovviamente dal vivo
sono un po' Il differenti. mio palcoscenico è la Mamma mia mia, ma l'hai mai- auto, è la mia Yaris. Lo so, ma tu l'hai mai fatta così in palcoscenico? No, Ah, ma ma- neanche la recita all'asilo mai fatta. Mai fatta? Ma quando mai? Ma scusami, Eh. quando tu sei nella tua Yaris, nello tuo studio televisivo, sei consapevole che stai parlando al tuo pubblico, Ma inconsciamente in quel momento non mi vede nessuno. non ti vede nessuno. Ok. È buona la prima, fai? Ni, perché magari mi passa gente davanti. No, dal punto di vista, quello ok, può capitare, ma dal punto di vista proprio, se non ci sono Sì. intoppi, è sempre buona la prima. Caspita, sì, sì. E fai tutta una tirata così? Tutta una tirata. No, ma stai scherzando? Tutta una tirata. Per me tu le basi ce le hai. Non sono nessuno per dirlo, ma secondo me ce le hai le basi. A me piacerebbe tanto, ma proprio mi piacerebbe Ti- proprio calpestare il vero palcoscenico. Ti fai una comico. chiacchierata con un'amica, quella che ho intervistato, Sabina Zicconi. L'hai vista? Non l'ho vista lei? Guardati Sabina Zicconi, perché comunque lei è un'attrice di teatro ed è imprenditrice. E lei ha fatto già 14 o 16, lei ha fatto un corso di, non mi ricordo, 2 anni, 4 anni, non lo so, all'Accademia di Arte Drammatica di Cagliari, con, non mi vengono i nomi oggi, vabbè, e ha fatto già 14 ruoli. In film, serie televisive, ha fatto anche una parte in La vita va così. Ah, che bello quel Capito? film. mamma Non l'hai mia. vista lei? Era la mamma di quel ragazzo, è andato 2 volte in fila. No, però adesso non ce l'ho, Ah, ok. la fisionomia non ce l'ho, Ok, non so chi comunque sia. ha fatto. E lei mi ha confidato, ma ci ha confidato in diretta, perché cioè in diretta, in registrazione, che lei vorrebbe fare attrice comica. Sì, ma Perché lei solo parti drammatiche le danno. E lei mi ha fatto, ho riso a lacrime in quell'episodio, perché mi ha raccontato una scena, non ti dico niente, tu guardatela, ecco, ok. guardatela. Perché sono arrivata a vedere 2 o 3 interviste. Cosa hai visto? Ho visto Il farmacista, Ah, è l'ultima, l'ultima Felice. del 24 maggio, 23 Sì, sì. maggio, aprile. Ho visto una ragazza che tu gli hai detto, lei è ancora convinta, quando l'hai pubblicata, lei è ancora convinta che la nostra intervista non sia andata bene, giovane. Una ragazza giovane, un po' mossa di capelli, ho visto quella, Francesca, non lo so, non me lo giovane, ricordo. il nome. Sì. non mi Una ragazza dico. giovane. Eh. E poi ne ho visto un'altra di stamattina, anche ne ho visto una perché l'ho fatta vedere a un amico. Ah, piuttosto mi hai parlato di microcitemico all'ospedale, microcitemico. Conosci che c'è una scuola, un maestro di scuola? Certo. Andrea, serve. Ho fatto anche Andrea, guardati Andrea. Hai fatto Andrea? Ho fatto Andrea. Andrea è fantastico. Andrea è Col suo fantastico. camice meraviglioso. Col suo camice tutto disegnato, fantastico. Certo che Andrea, lo ho fatto conosco, Andrea sì. Serra, l'altalena, come altalena è venuto fuori, perché poi, ma per dire, con Andrea mi sono divertito troppo, perché alla fine gli ho detto come, e lui, ascolto. Ho detto, no, me l'ha detto il tuo amico Andrea De Sogus. Adesso, no, me l'ha detto quell'altro. Oh, ma tutti le hanno dette, ma scusa, dopo un po' gli ho detto, ma come altalena? Non ci avevo pensato. Te lo Io ci ho giuro. pensato a come. A che cosa come? dico? Allora vediamo a come, dai, lo A diciamo come. subito. Ambizione. Ah, wow. Aspetta però, ce l'ho, mi sa che ce l'ho. Sì, ce l'ho. Dai, riprova. Autostima. Cavolo, anche quella. Oh, premetto che, te lo devo dire per forza, che sono già fatte. Cioè, sto Vabbè. guidando così. Autostima. Sì, anche questa. Ok. Dai, vai. Ah, idiota! Ah, gomma, mi piace a me. No, non funziona. Allora. Ho sdoganato anche il sardo, perché l'ultima, una che va in onda domani, non lo posso dire, vabbè, te lo dico dopo. Comunque, una Vabbè. parola in sardo ha detto, vabbè, anche quella. No, allora ci devo pensare. Pensaci un po' adesso. Sì, nel ci devo frattempo. pensare. Quindi, quanti ne hai fatto di video ormai? Uno alla settimana. Da dicembre. Wow, Eh. molti. Molta fantasia. 50, Cioè, molta 40. roba da dire. Ma ne hai tanta roba da dire, cioè non hai problemi. Sì, ne ho ancora da dire. Ne hai ancora. Perché ogni giorno si presenta una situazione per cui poi esce qualcosa. Produrre. Esce qualcosa. Esce qualcosa. Sì. E senti. E penso sempre, ma farà ridere, Davvero? ma piacerà, Mm. ma sarà consono. Non sei ancora arrivata a un punto.
vai. No, dimmi. No, nel senso che intuisci che una cosa funziona o no. Ni. Ni. Perché? Perché mi metto sempre lo scrupolo che possa essere troppo, infatti non pubblico mai più di una volta a settimana, perché questa gente si arroscidi. Una volta a settimana è sufficiente. Una volta a settimana, sempre martedì, giovedì, sempre allo stesso orario, perché la gente si siede dopo cena e non sa che cosa fare, quindi scrolla. Quindi studio, cerco di capire anche quale potrebbe essere il momento giusto. Guarda, non lo faccio mai di sabato. Ok, ti anticipo una cosa, anch'io pubblico il venerdì alle 7 di mattina, ma per una questione proprio di calendario, no? Però io faccio uscire un video di 1 ora, ecco, capito, di YouTube e Spotify. Tu fai reel. Sì. Ti posso passare un'informazione da parte di professionisti, perché bazzico in quei mondi prendo là. tutto quello che sento io. Ma l'ho visto che è molto attenta. E si dice ormai che non ha più nessun senso l'orario. Fallo quando cacchio vuoi. Ma mi sono resa conto che se tu lo pubblichi in un orario dove magari la gente è più impegnata... Ah no, bugia, però sono reel, attenzione. No. Poi Instagram, forse è per quello. Però ormai sei dentro l'algoritmo di tante persone. Tu lo sai che se io guardo una volta a te, poi mi appari sempre. Infatti ogni tot tempo, adesso ti ho chiesto quanto pubblichi, ma una volta a settimana più o meno esci. Ok, quindi no, mi stavi dicendo, non sei sicura di piacere, nel senso capito, di quindi far ridere? devo anche ponderare alcune scelte. Valutarlo. Sì, assolutamente, non è pronti partenza via, no. E cosa pensano i tuoi cari di quello che fai? Mia mamma Quanti anni ha tua mamma? Mia mamma ha 70 anni, li ha compiuti quest'anno, l'abbiamo fatta una festa bellissima. Al di là di quello, lei va tutte le settimane dalla parrucchiera. Mia mamma non è social. Ah, non è social? Non è social. Ti hanno detto, ma tua figlia ho visto! È la parrucchiera, lei dice no, a Mimmi fila tua mi bragi di troppo. Guarda cosa fate, gliela fanno vedere loro. E quindi lei, che è un po' somiglio a lei, come allegria, come carattere, sì, molto allegrona. Quindi un po' le somiglio. È un po' orgogliosa della serie, ha preso da me. Certo, mio babbo è più serio, ma a lui glielo dicono, figlia tua hanno Augusto, e lui cosa dice? È macca. Okay. Effettivamente, se io non fossi stata la pecora nera della famiglia, ma inteso in senso buono, perché io pecora nera non la vedo come la persona diversa, la persona negativa, diversa quella che ha rotto qualche schema, quello sì. Allora, quanti fratelli e sorelle hai? Una sorella più grande e un fratello più piccolo, Tommaso più piccolo e Veronica più grande. Ciao Tommaso, ciao Veronica. Sì. No, perché ieri ho salutato un sacco di gente come ospite, voleva salutare tutti, siamo messi a salutare tutti. Sì. Quindi, ne avrei da fare, sai che poi si offendono tutti, quindi va bene, mia sorella. Saluta tu, solo loro, e tua mamma e tuo babbo. E loro non sono come te, immagino che siano competenti. No, io sono quella che ha rotto gli schemi, quella che ha tagliato il ramo dell'albero genealogico della famiglia, dove comunque nei paesi ci sono dei valori molto diversi rispetto a quelli della città, ma non per questo meno importanti quelli della città o meno importanti quelli del paese. La mentalità è diversa, insomma ho sdoganato alcune cose che per il paese, per i miei genitori, per i loro formamenti erano ok. E quindi io sono stata sempre quella anticonformista, quella che si è arruolata, quella che poi ha creato una famiglia prima di trovare una casa e trovare un lavoro, poi mi sono separata, poi ho trovato il lavoro, poi è arrivata anche la casa, quindi questo loro dire MH mi ha aiutato tanto, questo carattere molto allegro, perché io sono una che fa casino ovunque, e mi ha aiutato tanto. Sì, mi ha aiutato anche poi nel lavoro come guardia giurata, perché sdrammatizzavo anche le situazioni più pesanti che sono capitate, e ne sono capitate. Quando hai fatto il militare, cosa vuol dire fare il militare per una donna, dico? Io ti posso parlare dal punto di vista logistico, perché non ho fatto il militare operativo, perché mi hanno messo in un ufficio. Ah, in un ufficio? Sì, io sono andata a lavorare in un ufficio. Tutti i 2 anni in ufficio? In un ufficio, sì. Ma quanto mi sono divertita io con gli anni con le mie colleghe Paola e Ludovica e mio compare Michele. Potrei raccontare degli aneddoti meravigliosi che
non li racconto perché sono, ma perché sono delle cose talmente belle, vissute, che voglio che rimangano nostre, brava. ok? Ecco, infatti non superare mai quel limite. No, mai. Brava, No. cioè utilizza situazioni generiche, Sì, di terzi, diverse. o anche mie, ma non andrò mai a toccare la... No, vabbè, senza fare nomi, quello sì, No, però... ma neanche lo spettro familiare. Mai, esatto. A parte il mio compagno oggi mischino, che è il figlio di mia suocera, nonché Poverino. figlio mio. Come figlio di tua suocera? Ah, il figlio tuo, sì, il io ho terzo 3 figli figlio. e lui è il figlio di mia Ok. suocera. E lui cosa ne pensa di quello che fai? Lui mi incoraggia tanto, lui mi appoggia tanto, lui mi sprona tantissimo. Bravo. Assolutamente, ho trovato veramente la persona con la quale condividere anche queste, non più idozie, ma anche sogni. Sì, sono dei piccoli sogni, Ma anche piccoli sogni, grandi sogni. sì. E invece i tuoi figli ti vedono? I miei figli, mia figlia non vuole venire più a fare la spesa con me, Come? non vuole più venire a fare la spesa con me. No, si vergogna. Perché mi Quanti anni ha tua riconoscono figlia? 12 anni, siamo in piena Dove? adolescenza, lascia stare che il conto è grosso. Adolescenza si chiama. Sant'Antoi, aiuto! No, mamma mia, e l'altro? L'altro ha 16 anni. E lui è già uscito dall'adolescenza? No, c'è ancora in piedi. No, lui O non c'è mai entrato? mai entrato come c'è entrata quella. Quella a me proprio mi fa disperare, però ci credo. vabbè. Dovevo Porta pazienza. ecco, il primo figlio no, con la seconda cosa fai? Ovvio che te la mando, mi ha detto Gesù, questo è per te, Esatto. con merito da piccola alla coppia. Uguale? Uguale, identica. Uguale. A detta di mia mamma è identica a me. Perfetto. Solo che noi le prendevamo, io non la tocco e la punisco. No, la violenza no. Però Guarda, sai, quando siamo cresciuti noi parlo... Sì, no, era facile lo sculaccio, lo schiaffo, no, era anche una parola, bastava una parola, A mia mamma non le bastava. non bastava. A noi non bastava la parola di mia mamma. Arrivavamo Quindi andavamo stracci. al livello successivo, lei diventava super saiyan e noi Super Saiyan. avevamo ormai Mamma la mia. ciabatta, il cinto, Il cinto. Adesso sarebbe già auta. Sarebbe auta, bravo, denunciato. Figurati, tolta la patria potestà. No, esagerato comunque, veramente io non, Adesso cioè sì. mia figlia, per esempio, io ne ho due. Una ha preso sculaccioni perché era prepotente, pedante. Guarda che adesso quelli così Non si può dire? No, perché Non si può dire. hanno la diagnosi subito, Ah, esatto, ADHS, Asperger, dislessico, disgrafico, discalculico, eccetera. Sono d'accordo. Ma perché no, io ero sicuramente ADHD di Anch'io. brutto, anche tu. Io sì. DSA, Tutto. alcuni aspetti autistici ho io. Autistici. Mi ha chiamato la maestra, la professoressa di mia figlia e mi ha detto: signora, facciamola controllare. Ascolti, la controllo io, mia figlia. Non la faccio controllare da nessuno. Brava. Perché voi, io sono stata anche non caffona, con eleganza gliel'ho detto, perché voi quando vedete comunque un alunno un po' più vivace O distratto, vivace, ha problemi. Non è giusto questo. tutta Tanto se la popolazione cavano da mondiale. sola, se la cavano da soli. Non è giusto fargli subito la diagnosi, Bravo. un plico di 40 pagine di test. Sì. Ma perché cosa? Per poi avere la scusa di dire no, io sono così, non posso fare nulla. Sì, E infatti diventano mio figlio figli. ci gioca. Mio figlio ci gioca su questa cosa. Lo vedi, Infatti, io non gli do credito. brava. No, mi dicono, ma tu non sei come le altre mamme, ma meno male, ma pensa che palle essere come tutte le altre mamme, no, io sono Giusto. io. E infatti non vogliono venire con me a fare la spesa perché mi riconoscono, ma tu sei quella di Instagram, e girano così loro. Ma davvero? Sì, vabbè, sono in quell'età dove ancora la foto con la mamma mi bloccano, cioè mio figlio mi ha bloccato sui social perché... Ti ha bloccato? Certo, ma figurati. No. Quindi, a parte i tuoi figli, tutto il resto del mondo condivide quello che fai. Condivide quello che sì. Ok. Accetto anche le critiche, accetto... Te ne fanno critiche? Devo essere onesta, nel senso che io non la penso come te, finisci lì. Finisce là. Ma non ci sono per ora non stati ti dei agganci commenti. pesanti? No. Ok, No, vabbè. a ma parte quello è essere in bicicletta, facile. buonasera, Sesi! Ma quello così te l'ha detto proprio. Cioè, Beh, e non tu arrivava, grazie. Sì, Mamma mia. tu no. Tu no, proprio brutto. Tu no e te anche, perché ci stava. Altri gesti sarebbero stati No, cose poco varie. principeschi. Le corna sono, secondo me, sono di classe. Cioè, Sì. perché un gesto È sdoganato, È non sdoganato, ha no. più il senso che andava prima, sei cornuto. Sì, nel no, dire. no, infatti Si adesso... si può fare, si deve fare. Ah, come?
Cioè, come? Cristianendi adesso non mi viene. Vabbè, facciamo che è una come... Vedi, una eri come. preparata, quindi avevi due parole che... Cosa mi avevi detto? Autostima, Autostima e ambizione. e ambizione. Perché queste due parole? Perché l'ambizione è sempre stata demonizzata. Si pensa sei sempre ambiziosa? sono ambiziosa, ma non con Con arrivismo. bravo, con cui è sempre stata vista. No, la mia ambizione è a fare sempre di più per migliorarmi, quella è la mia ambizione. Ok. E l'autostima è quella, perché autostima? Perché nasciamo sempre, cresciamo nella mia era soprattutto per piacere agli altri, e quindi la nostra autostima è sempre stata, parlo per me Bassa. e per l'educazione che ho ricevuto, è sempre stata bassa. Ok. E molto spesso l'autostima è vista da chi non la pensa come te come presunzione, e invece no, è autostima, non è essere presuntuosi. D'accordissimo. Sì. Allora. Quindi sono anche profonda oltre che goliardica, volevo dire. No, è giusto. Amo leggere, quindi figurati. Leggi molto? Moltissimo. Cosa leggi? Che tipo di lettura? Allora, il mio primo moltissimo? moltissimo. Cosa vuol dire moltissimo? Allora, il mio primo libro è stato di Roberto Emanuelli, dolcissimo, fighissimo, bellissimo, troppo dolce. Durante il mio servizio di guardia giurata armata, un collega mi ha passato The Secret. Ah, quindi romanzi comunque leggi? No. The Secret parla The Secret. della legge dell'attrazione. Ah, ok. Da lì a me mi si è aperto un mondo, quindi ho conosciuto i più grandi, Joe Dispenza, ho letto anche L'Alchimista, che comunque ti porta sempre alla legge dell'attrazione, quindi mi sono fatta una vera collezione di libri che parlano dell'autostima. Saggi, quindi, più saggistica. Assolutamente sì, Ok. assolutamente sì. Ah, The Secret è vero, è È quello. bellissimo, The Secret, The Key, Bob Proctor con il suo malloppone di 1500 pagine, l'ho letto. Te lo sei letto tutto? Sì, Perfetto. quindi leggo, mi piace informarmi, mi piace formarmi, insomma. Beh, parli con proprietà con un buon vocabolario, anche quando fai i reel, i video. Non so se sei velocissima e riesci a mettere una parola dietro l'altra in maniera... No, devi fare Infatti quando qualcosa. mando gli audio WhatsApp gli dico non mettetelo mai 2 per perché tanto non si capisce No, una nulla. mazza. No, niente. Sono già io in 2 Sei per, 2 per, basta e tu. avanzo. Vabbè, io faccio sempre un paio di domande a tutti, e una in particolare, sono due in particolare, tre. Una te la faccio così magari ci viene in mente quella parola. Ok. 7, 14, 21. Pietre miliari della tua vita. 7 anni, 14 anni, 21 anni. Ok, partiamo dai 21, Mhm. mi sono arruolata. Vedi, ok? 14 anni, la prima cotta. Ah, che bella. Yes. Balorda. 14 anni la prima cotta. 7 anni, 7 anni sono comunque legati all'infanzia che ho vissuto a casa dei miei nonni, quindi dai 7 anni in giù e in su è legata a una fase meravigliosa che ho vissuto nel vicinato di mia nonna, dove sono cresciuta. Cresciuta lì? Sì. Non a casa tua? Allora, vivevate molto lontani? No, però avevamo un rapporto talmente stretto con i miei nonni che ogni scusa era buona per salire a casa dei miei nonni. Ok. Sì. Ce la facevi con piacere? Spesso i bambini non ci vogliono andare. No, io come nonni materni li ho amati, li ho adorati, li ho pianti quando se ne sono andati, E ti sei comprata anche la casa lì, come hai detto? Sì, attaccata a casa di mia nonna. Ha come attaccamento. Vedi che è venuta fuori? Sì. E non ce l'ho? Aspetta. Ha come attaccamento. No, non c'è. Attaccamento. Attaccamento alle radici, attaccamento agli affetti. Ci siamo riusciti. Sì, viene da sé, non dovevo prepararmela, vedi? No. No, vabbè, ovviamente, sappi che io i primi 20 episodi circa erano tutti alla coatta. Quindi tu salivi in macchina per venire con me a fare una passeggiata e non avevi idea. Di quello che succedeva. No, che era una registrazione, che era un'intervista. Quindi è successo di tutto. È stato anche divertente, ma complicato e pesantissimo, perché ho dovuto
prepararmi la situazione, non ero mai sicuro se sarebbero venuti, cioè, era un macello, però sono stati veramente due momenti, 20 momenti divertenti, e lì nessuno sapeva che gli avrei fatto questa domanda e nessuno aveva visto i video. Ok, Io ok. quando sono arrivato a 20 li ho pubblicati. Bel lavoro dietro, Ma neanche tanto. No? Questo è un rec stop. Ah sì, non me l'hai detto all'inizio. È una hai ragione, hai figata, ragione. io vado in ufficio dopo. Bellino palcoscenico. Sì, bellina. Brutto che itta, Santa Maria, quando lo devo lavare Faccio il questa giro, macchina. così Cioè, ci salutiamo con calma. Assolutamente. Non c'è tanto lavoro proprio perché io provengo da un mondo di registrazione, di telecamera, di rec, montaggio, e so cosa c'è dietro. Quindi ho detto, devo fare una cosa light, leggera, come la tua, che tu fai un rec e un stop. Sì, Uguale. sì. Per me questo qui, ovviamente, a parte il montaggio, il taglio eventuale di qualche parola, se può capitare non devo fare altro. Perché se devo stare ore e ore a montare una cosa del genere... No, è bello perché è naturale, che E comunque poi sì, è spontaneo, naturale, sì, sì. assolutamente. Proprio a me piace così. Bene, sono Sì, contento. quindi è stato veramente bello. È la prima volta in vita mia che vengo intervistata. Ma davvero? Sì, quando tu Dai. mi hai mandato il messaggio e mi hai scritto ha guardato il link, gli ho detto a Giorgio, ah mamma cosa faccio? E mi ha detto vai, prova, mal che vada esce una schifezza. Ho detto però boh, non sono mai stata intervistata, sono interrogata a scuola forzatamente. Forzatamente, impreparati. Dovevo prepararmi. No, io ho sempre quindi- preparato, guarda, sempre non so neanche come sono figurarci. diplomata, ma non importa perché ho perso anche un anno. Pure io, brava. Sì, poi vabbè, secondo me la scuola ti deve formare anche non solo Soprattutto per lo studio, a saper ma- essere, sì, oltre che sì, saper personalmente, imparare. anche secondo me. No, Questa è la mia vabbè. vicina di casa. Ciao Dorina, che carina. Anche lei mi ha chiesto il favore, mischina. Ti ha chiesto il favore? Mischina. Ma lo Stava devi male, fare, quindi. lo devi fare. Cosa fai? Io non riesco a dire di no. Uguale, Non riesco a dire di no. è il mio grande cruccio. Ah, è vero. Ma perché sei bravo? Perché siamo bravi. Ecco, sì. E non è presunzione, ma è autostima. È Autostima, consapevolezza. Quindi come? Attaccamento. Ok, no, me la stavo... perché poi non è che me ne dimentichi, tanto me lo riguardo Attaccamento. e nella registrazione la vedo. Grazie. È stato un vero piacere. Avevo aspettative basse, no, pregiudizi non ho mai avuto nella mia vita, quindi no. Perché aspettative basse? Perché non sapevo come mi sarei relazionata, invece la parlantina, grazie a Dio, non Ce mi l'hai, manca, ce l'hai. però è stato veramente bello potersi raccontare. Grazie. mi fa Grazie molto, davvero, molto, davvero. molto piacere. Aspetta, Salutiamo. Just a snake in the grass. He